Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani e benvenuti alla Taverna Friuli Wine. Come siamo? Siamo qui questa settimana con la seconda parte di questa conversazione con Michele Bean e Raffaele Petris di Roy Clar. Volevo parlare un attimo di un concetto che abbiamo trovato verso 13 minuti di questa seconda parte, quando Raffaele dice che l'abbiamo fatto un Martinotti, parlando di un Ribolla spumante. Ma che cos'è un Martinotti? Che cos'è questo? Lo so che ci sono tante persone che conoscono tanto del vino, ma forse c'è qualcuno qui che non sa che cos'è Martinotti. O la differenza tra metodo classico e metodo Charmat. Ma facendo un po' di ricerca, ho trovato una storia abbastanza interessante quando si parla di Martinotti e Charmat. Comunque, le due modi di qualità che si può fare un vino spumante sono il metodo classico, quando si fa la seconda fermentazione in bottiglia, e l'altro si chiama Charmat o Martinotti. E perché ci sono questi due nomi collegati con questo secondo metodo, che è un metodo dove la seconda fermentazione, invece di fare dentro la bottiglia, si fa dentro un'autoclave, una vasca sotto pressione. Ma il nome Martinotti viene di un enologo dal Piemonte che ha fatto questo concetto di produrre vini spumanti in un modo più efficiente e meno costoso, facendo la seconda fermentazione in vasca. C'era solo un problema però. In quel periodo, in Piemonte, l'unica vasca di quella dimensione abbastanza grande e abbastanza forte di fare in acciaio, perché deve essere fatto in acciaio, ha provato un po' di cemento che è esploso, legno non si può neanche pensare. Però il più grande vasca che potevi fare era più o meno la dimensione di una vasca di bagno. Invece, un altro enologo che ha sentito questo concetto di fare i vini spumanti in un'autoclave grande e imbottigliare questo vino spumante sotto pressione, senza fare tutte le macchinazioni del metodo classico con le bottiglie che devi girare, per le bottiglie che devono essere sboccato con ghiaccio, tutto, ma è veramente un metodo molto laborioso. Lui ha in Francia, che a quella volta aveva una grandissima industria dell'acciaio, l'hanno creato queste grandissime vasche in acciaio e lui era la prima per mettere in pratica questo concetto pensato dell'enologo Martinotti, e per questo motivo si parla di Charmat. Martinotti ha fatto l'idea di creare un vino spumante in vasca. La prima persona che veramente ha creato l'autoclave e vinificato e fatto la seconda fermentazione in vasca è stato l'enologo Charmat. Per questo motivo si può utilizzare uno e l'altro, uno inventore, l'altro quello che ha fatto la pratica di questo metodo. Comunque, il metodo Charmat o metodo Martinotti adesso è famosissimo non solo per Ribolla Gialla, ma più forse importante per la produzione di Prosecco. È un metodo per esaltare un po' gli aromi dell'uva e meno gli aromi dei lieviti. Comunque, questo è stato molto interessante. Spero che avete trovato anche questo un pochino interessante, ma questa è la differenza tra Martinotti e Charmat. Ok, senza altre spiegazioni, andiamo avanti con questa seconda e l'ultima parte
della conversazione con Roy Clark, Michele Bean e Raffaele Petris. Correggimi se sbaglio, quello che sento anche perché si spesso nel mondo di vino parlare di viti vecchi, no? Old vines. E io ho sempre pensato che questa idea che c'era un miglioramento della qualità della frutta quando si parla di viti vecchi. Però quello che ho imparato, e correggimi se sbaglio, che i viti vecchi sono più buoni perché sono meno vigorosi, ma anche meno prendono meno i problemi della stagione degli altri. Allora, anni secchi non hanno problemi, anni bagnati meno vigore, esatto. È vero questa cosa qua? Allora, tu hai diversi motivi. Allora, il primo è che più sostanza di riserva hai nel legno, e più la pianta trasloca la sostanza di riserva nell'uva. Primo. Secondo, hanno un apparato radicale che ormai ha trovato il suo equilibrio, quindi le annate calde resistono, le annate fredde, comunque non avendo troppa vigoria, non scappano, quindi riesci a tenere la vigna, diciamo, a frenarla, perché chiaramente una vigna giovane, se ha tanta acqua e sole, diventa una selva, no? Certo. E poi c'è un fatto che tante volte i vigneti vecchi non sono cloni, sono selezioni massali. E come in Borgogna, la vera verità è che tu hai una genetica dietro, biotipi su biotipi su biotipi, che non c'è un clone, ma ce ne sono tantissimi. Certo. E quindi il tuo vigneto è completamente diverso dal tuo, che è associato alla terra, tira fuori un carattere completamente diverso. L'unicità di certi prodotti, infatti, è poi anche questione invece di fare tutto con i cloni del vivaio, che chiaro, che sono buoni, ma sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Se hai 50 cloni o 50 biotipi diversi, chiaramente messi in 2 o 3 terreni diversi, hai ancora aumenti la biodiversità. Sia chiaro, questa è un'impostazione per una microazienda come noi, che fa, diciamo, un percorso di questo tipo e che punta a degli obiettivi che riguardano un certo tipo di vino. Ci rendiamo conto che le aziende che devono fare comunque numeri, che sono strutturate per avere un prodotto completamente diverso e che devono rispondere a delle logiche di costi, di mercato e quant'altro, è ovvio che sono discorsi difficili da poter applicare. Non impossibili, ma difficili. E probabilmente anche antieconomici, parliamoci chiaro. Quindi, ecco, però noi che siamo una micro, come possiamo definirci, Michele, una startup agricola, possiamo tentare di portare avanti una certa filosofia, ecco, in maniera, se vogliamo, un po' così estrema anche per certi versi. Sì, come scelte radicali, diciamo. Allora, con questi vigneti che avete in possesso, che tipo di vini fate voi? Allora, stiamo parlando di viti vecchi, stiamo parlando di biodiversità, biotipi particolari. Cosa viene fuori dalla cantina allora? Che tipi di vini, che procedure avete? Perché ovviamente parliamo di anfore, no? Parliamo anche di acciaio, però parliamo adesso un po' del prodotto. Di questo. Sì. Beh, allora, intanto noi abbiamo un modo di bere molto, se vuoi, francese. Modo di bere, ci piace. Diciamo... Cioè abbiamo il brutto difetto che ci basiamo molto anche sul nostro gusto, cioè sul nostro modo di vivere la bevuta del vino. Come si descrive questo gusto? Allora, ad esempio, il friulano, anziché giocare sulla muscolarità, sull'estrema sapidità, è più peso, se vuoi. Meno alcol, perché il friulano, ad esempio, è una macchina da alcol. Noi fortunatamente con una vigna più vecchia, però non riusciamo a maturare l'uva senza non so come, a non salire di alcol. Cioè difficilmente noi abbiamo un friulano che è superiore ai 13 gradi di alcol, tante volte non ci riusciamo. Che se tu lo fai con vigne nuove, magari con carichi più bassi, tu alla fine hai cannoni a 14 gradi e mezzo senza acidità. Invece noi abbiamo una bella acidità, ma allo stesso tempo il frutto maturo. Bello.
Quindi lunghezza, profondità, ma allo stesso tempo una beva che non ti stanca. Sì, un'eleganza, un equilibrio. Un'eleganza e poi un carattere comunque che non è semplice ma non lo è. Ed è una cosa complicata da avere, perché la semplicità nella complessità è difficile. Allora state cercando la bevibilità, onestamente. Stai cercando questa facilità di bere. Sì, per quanto ci riguarda, cioè almeno questo è il nostro, cioè quello che ci piace nel vino a oggi come gusto, e siamo dei bevitori, degli appassionati, per cui prima di tutto c'è il gusto, cioè quello che ci piace, sperando che poi piaccia anche agli altri, perché poi dopo è una catena. Però fondamentalmente anche Michele, lo stile di oggi, quello che lui porta in questi vini, è una beva veramente facile, fresca, una certa lunghezza, un'alcolicità contenuta e una ricerca del sottile. Cioè, questi vini sono dei vini delicati, sottili, d'accordo, ma non sono banali. Cioè, questo è il contraltare che c'è, è proprio questo, si gioca tra una facilità di beva e una non banalità, perché comunque sono vini complessi. Quindi questo equilibrio fra queste fasi, con una bella acidità, perché poi... E questo è un prodotto, un risultato del vigneto o di procedure in cantina? Allora, intanto il vino è una questione di mano. Certo. Quindi io direi che tutto, ma è mano, se vuoi, nel fare. No, la tua. La mia mano. Certo. Sul Pinot Grigio ramato stessa cosa. Abbiamo scelto anche delle vie alternative come macerazioni, come per tirar fuori il frutto, rilassare le bucce, tirar fuori il colore senza estrarre il tannino, poi rivelare dare questo... lunghezza. No, segreti della... di Pulcinella, ma se te lo dico però... Però insomma, però comunque spinta in vigna all'assaggio delle uve, ma soprattutto un'idea ben precisa in testa. Cioè l'idea di tirar fuori frutto e esplosività, però senza la pesantezza. E ad esempio io all'inizio, quando abbiamo fatto il primo rosso, cioè il primo Merlot, io vedevo dove andava, parlando con loro, che chiaramente hanno un po' meno di esperienza di me. Parecchia esperienza in meno, ovviamente. Parecchia meno di esperienza di me, ho detto: guardate che questo vino qua, il Merlot, è una bomba, cioè il miglior vino che abbiamo adesso, quello in particolare. E quello addirittura era stato fatto prendendo anche un 5% di uve fatte appassire nel mio solaio, dove si facevano asciugare i tutoli delle pannocchie, e pestato l'uva dentro nelle cassette e fermentato in casa. Quindi in casa mia a un certo punto a novembre c'era la tromba delle scale che veniva giù il profumo di uva in fermentazione. Bello. E poi fatto nel vetro, unito il vino in anfora, eccetera, mi è venuto fuori una cosa che poi dopo negli anni ho detto: cavoli, però vedi. Oggi quello lì è un lavoro 20, annata 20, e se ormai non ce l'abbiamo più, perché sono tutti che ci rompono un po' le scatole per averlo, ma il vino chiaramente questi numeri è finito. Effettivamente ha dato il meglio di sé quest'anno. Quelle pochissime bottiglie avanzate che avevamo messo da parte, ce le siamo chiaramente bevute in compagnia di qualche importatore, con persone che comunque volevano parlare con noi di lavoro, ed effettivamente ha ragione Michele, il vino era arrivato a un punto che noi inconsciamente all'epoca non avevamo compreso, per mancanza di esperienza. Perché soprattutto, se ti ricordi, all'inizio c'era un fatto che non era un vino giocato sul volume, e tanti Merlot friulani sono giocati sulla schiena, sui muscoli, sulla glicerina, sull'alcol, sul legno. Questo qua invece era asciuttissimo. Sembrava di bere un Pinot Nero al buio, però chiaramente non con la nota di fumo, ma con la nota di Merlot, violetta, ciclamini, queste cose qua, con un nervo che poi dopo nel tempo si è ammorbidito. Esattamente. No, è dato una lunghezza. E anche il tannino, chiaramente, nel tempo si è ammorbidito. Nel momento in cui queste due componenti si sono, tra virgolette, rilassate, effettivamente l'equilibrio di questo vino è venuto fuori. E a quel punto effettivamente quest'anno io ho assaggiato qualche bicchiere di quelle pochissime bottiglie restate, e onestamente ne avessimo avuto a bancali oggi,
credimi, ti giuro, l'avremmo venuto tutto col vino. Peccato che come sempre nella vita è così. Quando ne hai tanto, spesso e volentieri non te lo comprano, quando invece non ne hai lo vogliono tutti. È sempre così. Sì, ma poi c'è un fatto anche di poter fare, cioè il fatto di avere limitazioni dal punto di vista delle possibilità, perché non sei un'azienda avviata da anni, è un vantaggio. Cioè, nel senso che nella mancanza dici faccio con quello che ho, con quello che posso fare. Ok. E quindi noi non abbiamo giocato sulla struttura perché non ce l'avevamo, abbiamo giocato al contrario, abbiamo giocato sui sapori, ma senza andare a cercare quello che già altri fanno. Ho detto lo fanno loro perché devo fare io. Certo. Cioè, non ha senso. Sì, sì, questa è un'azienda che, se vogliamo, si ritaglia completamente sulle persone che ne fanno parte. Non ha una storia prima, non c'è un'epoca prima e non c'è una famiglia che per generazioni ha tramandato un sapere di famiglia dal punto di vista enologico e vitivinicolo. Per cui è una startup che si sta costruendo sui suoi personaggi, passo dopo passo. Per cui, se da un punto di vista magari economico-finanziario è difficile, dall'altra siamo decisamente più liberi, perché possiamo sperimentare, possiamo fare e soprattutto possiamo cercare delle direzioni che sono quelle che vogliamo noi. Non andiamo a tradire una clientela storica. Certo. No, infatti volevo chiedere, però tu mi hai già risposto alla domanda. È un vantaggio o un svantaggio questa mancanza di storie? Però si vede che questi sono i due lati della stessa moneta. La domanda è questa, che tu hai fatto, è una domanda importantissima. Penso che la prima risposta sia: avere una storicità oggi significa esistere, avere comunque un mercato, avere, diciamo, una, chiamiamola fan base, cioè abbiamo un pubblico che ti segue, che sicuramente ti aiuta. E perché oggigiorno, insomma, assolutamente mente chiunque dica che a oggi il settore gode, diciamo, di una salute di ferro. Diciamo che, insomma, il mercato vino è un mercato complessissimo. Ne parla uno che appunto c'è entrato l'altro ieri, per cui è una mia opinione personale, non è assolutamente una verità. Però avere una storia significa, se non altro, avere dei rapporti cresciuti nel tempo che ti permettono di continuare comunque a lavorare in una certa direzione. Dall'altra, però, questa storicità sicuramente non ti permette certe libertà, perché se tu poi sbagli qualche cosa o scegli una strada che non viene compresa dalla tua fan base, dal tuo pubblico, c'è il rischio effettivamente di andare fuori strada. E sbagliare oggi non è come sbagliare 30 anni fa. Giusto. Oggi sei punito da tutta una serie di entità, dal cliente, ma dal ristoratore, dal critico, da chi ti... Cioè, insomma, diciamo dal mercato stesso in generale. Quindi, diciamo che se da una parte c'è un risvolto sia positivo che negativo. Ok, bene. Allora, abbiamo parlato di Friulano, abbiamo parlato di Pinot Grigio Ramato e abbiamo parlato di Merlot. E dopo, that's it. 3 wines, 3 vini. Abbiamo la ribolla, già, ma fermo o spumante? No, quest'anno per la prima volta abbiamo spumantizzato anche la ribolla. Chiaramente abbiamo fatto un Martinotti, perché non avevamo possibilità né di spazio, tantomeno, diciamo, capacità anche finanziarie per poter fare tot bottiglie col metodo classico, perché significa fermare, diciamo, un sacco di bottiglie che noi dobbiamo purtroppo vendere per campare e per tenere in piedi la nostra azienda, per cui la scelta era ovviamente chiara, nitida, che era un metodo Martinotti. Però effettivamente abbiamo trovato una persona con la quale abbiamo fatto questa collaborazione tecnica, che è una persona molto competente e che ci ha permesso di ottenere con le uve di ribolla un ottimo prodotto, un dosaggio zero tra l'altro, per cui secco, in linea con quelli che sono poi i nostri vini, che hanno 0 zuccheri. E niente, abbiamo fatto le prime 1500 bottiglie e i primi di dicembre sono arrivate e, insomma, secondo me le abbiamo praticamente già quasi finite. Siamo contenti, è stato un esperimento e i clienti e gli amici, insomma, ci hanno dato un feedback molto positivo. Chiaramente abbiamo tenuto un buon rapporto qualità-prezzo, perché oggigiorno, come devi fare, anche perché sulla bolla ti scontri con mostri sacri, no? Certo. Cioè la Franciacorta, l'Alta Langa, lo Champagne, il Tarento, cioè qui i cremati, a un certo punto, ragazzi, adesso sta il Prosecco che non fa testo, ma insomma...
Giusto. Quindi con questi vini andiamo di fatto a completare la gamma, e ti diamo anche una news, Wayne, tu che ci conosci, che ridurremo ancora di uno step. Ridurrete? Sì, Okay. perché l'uvaggio che noi abbiamo fatto per insomma, Uvaggio bianco o uvaggio rosso? L'uvaggio bianco, ok, e anche l'uvaggio rosso non ci saranno più. Ok. Poco è fatto bene. Ok. Cioè, anche allora per solo concentrare... monovitini adesso. Sì, Ok. sì. C'erano dei vitini che erano dentro i uvaggi che diventano monovitini adesso, per esempio un Chardonnay o un Cabernet o No, qualcosa diciamo così. che Michele aveva pensato il nostro Roy Blanc, il nostro, diciamo, vino, passatemi il termine, vino d'attacco, ma che poi in realtà è un bel vino, bello, piacevole, figo. In realtà è un uvaggio, sì, insomma, scusatemi, un taglio, non è un taglio, uvaggio, sì. è un taglio. Di Pinot Grigio e Friulano. In realtà li avevamo già monovarietali. Semplicemente ci concentreremo nel migliorare ancora di più i monovarietali. Ok. Questo è l'approccio, anche perché effettivamente ci siamo resi conto, confrontandoci con le enoteche, con i ristoranti con i quali lavoriamo ormai da un po' di anni, e tutti più o meno, siccome noi non siamo famosi ancora, non siamo un'identità così forte da poterci permettere certe figate, passatemi il termine, è più facile per loro vendere un monovarietale rispetto che un uvaggio. Ma vai. Sarà da spiegare, no? Cioè il ristoratore, se un'azienda non è conosciuta, deve spiegare il vino, quindi magari cioè in questo momento non è il momento. Per fare i uvaggi. Ho detto che buoni, ma poi dopo devi perdere tempo a spiegare. È sempre in un settore difficilissimo. Sì. Ci siamo proprio resi, guarda, cioè, ne abbiamo parlato veramente con tante persone, e soprattutto, dico la verità, anche con altri produttori. Perché ciò che abbiamo fatto finora è stato quello di non chiuderci a riccio. Cioè, noi abbiamo un sacco di collaborazioni così, cioè anche di scambio di pareri, punti di vista molto sereni, con un sacco di produttori qua della zona e anche del Collio, che ci hanno aiutato ad avere una visione abbastanza chiara, perché avendo noi dei dubbi come produttori, cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto informazioni, abbiamo chiesto un aiuto o comunque un consiglio, dei pareri, e devo essere sincero, ne abbiamo ricevuti un sacco, e ogni volta con Michele e anche con Matteo si è fatto poi una sintesi di queste cose per poi arrivare a una nostra decisione, che però prendeva in considerazione tutta una serie di elementi che non erano solo i nostri, che dopo c'è il problema di chiudersi, no, in una specie di ampolla di vetro e di vivere delle proprie idee. Che tu, c'è un errore di tanti produttori di vino in generale, non noi o in Friuli, ma è che di non diventare troppo autoreferenziali, cioè nel senso di non chiudersi, che sennò diventi una setta. Tu è giusto così e basta e non vedi fuori, ma questa cosa non va bene. Secondo me è un problema comune. Ma è distruttivo. Sì. Perché tu una mattina ti svegli, guardi fuori la finestra e sei un altro mondo. Cioè, noi l'orgoglio di pensare in questa maniera non ce l'abbiamo, non l'abbiamo mai avuto onestamente. Poi Michele ha lavorato veramente in tanti posti in giro per il mondo, e quindi insomma, se ha bisogno di chiedere comunque un parere anche tecnico per confrontarsi, lo può fare tranquillamente. Io viceversa, magari sulla parte più commerciale, se vogliamo, che è quella che seguo direttamente io, che tra l'altro è anche a oggi una delle più difficili in assoluto, e per cui io tuttora stalkerò ogni giorno, quotidianamente, infatti magari per qualcuno sarò anche un incubo, però faccio cambio merce, cioè regalo bottiglie in cambio di consigli, chiedo spesso e volentieri, ogni giorno mi confronto con tante persone perché ho bisogno di imparare. E abbiamo parlato prima abbiamo parlato di Miani, abbiamo parlato di Bressan, però non fate né Refosco, né Schioppettino, né Pignolo, ragazzi, un rosso autoctono dovete fare. Allora, le vigne che abbiamo preso in gestione da poco, saranno probabilmente orientate anche a questa cosa. Per fortuna. Questa è una cosa che forse ci sono dei dettagli con cui non si può parlare al momento, però non voglio rovinare una sorpresa. Sì, diciamo che è una sorpresa. Noi ne abbiamo già parlato, Wayne, tu più o meno sai un po' com'è questa vicenda, questa storia, sperando che questa storia diventi una cosa bella, positiva,
penso che comunque ci divertiremo finalmente anche noi con dei vitigni autoctoni veramente incredibili come il Refosco e il Pignolo. Dai, tutti e due. Tutti e due. Oh, che fra l'altro, allora, il Friuli è facile portare in casa dei grandi bianchi, no? Sì. Però quello che ti stupisce con sangue e lavoro sono i rossi. I rossi. Perché tu non diresti mai che dal Friuli vengono fuori queste cose qua incredibili, perché non hanno forse la potenza, la struttura muscolare, però hanno una profondità, se riesci ad arrivare a maturità con delle idee chiare chiaramente, che possono tirare fuori delle belle soddisfazioni. Questo è un prodotto del cambio climatico o è sempre stato un grande zona per i rossi, secondo voi? Su certe terre lo è sempre stato, ma è una questione di sapere dove mettere le vigne. Sì, esatto. Perché se tu un vigneto tardivo lo metti nel posto sbagliato, tu non vendemmierai mai uva sana. Certo. Ecco, diciamo che c'è una serie di, cioè ci sono diversi elementi che compongono la riuscita di un progetto sui vini rossi in Friuli Venezia Giulia. Però di esempi interessanti ce ne sono molti, certo. E ne abbiamo parlato anche prima del podcast, sì. Cioè ce ne sono alcuni che sono veramente dei grandissimi vini. No, ma io sono convinto che i rossi friulani possono essere paragonabili con i migliori in Italia, no, o se non nel mondo, però viene un po' perso in questo concetto che Friuli è la terra di grandi vini bianchi. Purtroppo noi siamo conosciuti per questa cosa, etichettati se vogliamo anche per questa cosa, e infatti quando con Michele siamo stati a Milano poco tempo fa, poco prima di Capodanno, tra Natale e Capodanno, in realtà avevamo un appuntamento con un ristorante importante che ci acquista da quest'anno il vino, e il vino che ha colpito di più Mario Ippoliti, che è questo sommelier molto giovane ma che sta facendo insomma parlare di sé in tutta Italia, è stato proprio il nostro primo rosso 2020. Pensa a te. Cioè che io sono rimasto male, perché ciò che Michele mi ha detto per tutto il tempo, un po' sarò anch'io castrone, passatemi il termine, cioè a volte faccio fatica non è che faccio fatica, non voglio credere a certe cose, perché penso di avere un'opinione più formata. In realtà sbaglio, perché questa persona mi ha fatto vedere un nostro vino sotto una luce completamente diversa. Anzi, dirò di più, l'ha anche abbinato con una cucina di alto livello, certo, in una maniera tale che effettivamente mi ha fatto ricredere su molti miei costrutti. Sono messi a piangere. Sono messi a piangere. Io ti giuro, perché è un bel risultato. Sì, è un risultato. Questo è un ristorante importante che facciamo nome, che non serve, stellato ovviamente, e insomma, sentire un menù dedicato ai tuoi vini, perché giustamente dovevano fare una scelta sulla nuova annata, e tra l'altro in un